Rieccoci in studio dopo lo stato di agitazione dei lavoratori per denunciare la carenza di personale all'ospedale San Camillo del Lido. La prefettura di Venezia ha ospitato un primo incontro di conciliazione tra sindacati e vertici dell'ospedale. Un piano di assunzioni straordinario per superare quella che i sindacati definiscono la grave carenza di personale che si vive all'ospedale San Camillo del Lido. Accompagnati da una rappresentanza di lavoratori, i delegati di CGIL e CISL-UIL hanno incontrato la direzione dell'ospedale ad un tavolo di conciliazione in prefettura a Venezia. È una situazione pesante che si è creata negli ultimi anni, soprattutto per una grande carenza di personale, OS, infermieri, fisioterapisti, medici. Quanta gente manca? Mancano diverse decine di operatori. Diciamo che la 610, che è il decreto regionale che definisce gli standard minimi, parla di numeri che attualmente a San Camillo si fa molta fatica a riuscire a rispettare. Cosa avete chiesto al prefetto? Dati concreti di quante presenze ci sono in servizio a giugno 2023 per avere una situazione degli organici concreta. Ecco. Perché al momento non è chiara la situazione. La situazione non è chiara. A tutt'oggi non abbiamo questi dati che ci forniscono di fare dei ragionamenti che ci permettono effettivamente di entrare sul merito. Altra richiesta è la definizione di un nuovo protocollo di relazioni sindacali che vincoli le parti al rispetto di modalità e tempistiche stabilite. L'incontro in prefettura ha interrotto lo stato di agitazione dei lavoratori, che però potrebbe riprendere in caso di mancata conciliazione. La trattativa di oggi si è conclusa bene, nel senso che la parte pubblica si è resa disponibile, quindi hanno accolto le nostre richieste, si sono presi l'impegno di darci delle risposte concrete. Adesso vedremo nei prossimi mesi come svilupperanno le cose. Un appello che va dal Ministero delle Infrastrutture al Comune di Venezia per dare certezze sul futuro occupazionale dei lavoratori del MOSE. Dopo l'incontro in prefettura si mobilita la politica locale. Qual è il futuro per i lavoratori del MOSE? Quali conseguenze occupazionali da una fusione tra Consorzio Venezia Nuova e Comar e dalla messa sul mercato di Tethys? Dal vertice in prefettura a Venezia sono arrivate rassicurazioni sull'interessamento del Ministero alle infrastrutture e trasporti, ma accanto ai lavoratori in presidio a Campo San Maurizio c'erano anche diversi rappresentanti locali del centro-sinistra che chiedono un impegno a tutti i livelli. Noi chiediamo che il Comune appunto si muova per mettere, diciamo così, per fare chiarezza rispetto a quanto sta accadendo. Si parla di bandi ministeriali che non prevedono garanzia occupazionale, c'è una società di cui è anche socio il Comune di Venezia che rischia di essere venduta, ovvero Tethys. In tutto questo mancano appunto le salvaguardie occupazionali per i lavoratori. Oltretutto l'oramai consueto innalzamento delle paratie a difesa delle acque alte non deve far dimenticare che il MOSE non è ancora completo. Basta pensare alle conche di navigazione, mi viene in mente la conca di navigazione di Chioggia, che come Partito Democratico abbiamo fortemente spinto anche a livello comunale, chiedendo una commissione dove ha partecipato la stessa ditta che doveva realizzare l'opera e che si era fermata per delle questioni legate ai pagamenti in arrivo. Ora è il caso che anche il Ministero faccia la sua parte e batta un colpo su una questione così importante per tutta la città, perché stiamo parlando di professionalità, competenze importanti che non dobbiamo disperdere in questa maniera. Già dalla mattina a Mestre sono cominciati ad arrivare i primi spettatori di uno dei concerti più attesi di questa estate. Tra poco saranno in 60.000 ad assistere alla prima tappa del tour dei Pinguini Tattici Nucleari, tappa d'esordio che ha fatto segnare il tutto esaurito, un'affluenza che ha già riempito dalla tarda mattinata i parcheggi messi a disposizione su prenotazione, e a metà pomeriggio, diverse ore prima dell'inizio del concerto, il parco era già affollatissimo, come si vede da queste immagini. Ed era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Bentrovati al meteo. Avanza l'anticiclone africano, darà il via a un'intensa ondata di caldo. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 8 luglio. Sul Veneto, dopo una fase di instabilità determinata dal transito di fresche correnti atlantiche, i temporali saranno in genere limitati alle zone montuose, in particolare nelle ore pomeridiane. Altrove tanto sole.
Temperature come detto in aumento, minime tra 16 e 21 gradi, massime tra 27 e 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo sereno con venti di brezza. Sui monti sarà velato e dal pomeriggio sarà possibile qualche pioggia. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 29-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà abbastanza soleggiato, come ci mostra la grafica. Nelle ore più calde saranno possibili dei temporali. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 30-34 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.